Rimarranno qua sul palco i protagonisti e subito li ripresenteremo con un ulteriore bellissimo applauso assieme alle ballerine meravigliose che dedicheranno per tutti voi altri 3 balli della loro bella tradizione. Nuovamente un bel applauso mentre lasciano il palcoscenico, grazie. Allora si prepara anche il fisarmonicista bravissimo di Aido Maggiore, Paolo Virdisi, che con la fisarmonica diatonica accompagnerà i balli. Aspettiamo appena che provi un attimino tutto quanto, gli facciamo già un bel applauso mentre arriva in posizione per provarsi il suo strumento. Queste bellissime note prendono possesso del palco il gruppo Folco, associazione folcloristica abbasantese, che vi eseguirà 3 balli del loro vastissimo repertorio. Dovrebbero iniziare con Subassu, su Picchili e Danza abbasantesa. Gli facciamo un bel applauso, sono quasi pronti, poi se qualcuno vuol fare qualche saluto particolare gli cedo volentieri il microfono. Lavora tanto, si impegna, lezioni, balla, fa tante cose belle, gli facciamo un bellissimo applauso, dai, se lo merita. Avevamo un compromesso che non è rispettato. Buonasera a tutti da parte del gruppo Folk di Abbasanta, è un piacere immenso essere qua, sia per il rapporto e la stima verso zio Peppino e tutta la famiglia Cavidu. Abbiamo l'onore di avere Alessandra da poco nel gruppo e quindi molto emozionata. E quindi niente, vi presentiamo Passo, Bicchili e Danza, gruppo Folk di Abbasanta. Grazie, grazie, facciamo un ulteriore applauso, bravissimo, subito con la sua fisarmonica Paolo Virdis.
Nel ballo è molto impegnativo, sono bravissimi e sono bravissime. Un bel applauso, grazie. Per fare le prove, perché non è solo fare un'esibizione in palco, bisogna sempre farsi trovare pronti, quindi c'è tante ore di studio, di allenamento, di prove, di dialogo, di tante cose che fanno cultura, quindi un applauso anche per questo lo meritano, per il tempo che dedicano alle nostre belle tradizioni.
Che dire, meravigliosi tutti i tre balli, però questo in particolare mi ha colpito perché è un ballo particolare, anche molto difficile, con due ballerini e un ballerino. Complimenti a tutti, anche a Claudia, la loro insegnante, che dedica anche lei tanto e tanto tempo per le nostre belle tradizioni. Giustamente anche per loro in chiusura ci sarà un bel ricordo di questa bella serata che subito Bruno Arca consegna qui a Claudia. Con il vostro applauso, con le note di questo bravissimo fisarmonicista Paolo Virdis, loro si congedano. Paolo, gli facciamo un bel applauso e poi lui tornerà nuovamente protagonista qua in questo bello palco. Bravissimi, complimenti!